Musica di sottofondo? Musica di sottofondo e c'era la in America. Ho guardato foto, ne parla più Mario. Protesta in stile opposizioni parlamentari, ma siamo a Venezia, al piano di sopra dell'aula del Parlamentino Veneto. I componenti del gruppo PD in regione, proprio per rispetto, dicono, dell'aula consiliare, protestano in conferenza stampa contro il cronico ritardo dell'approvazione del bilancio regionale. Come tutti gli altri bilanci dell'era Zaia, ha detto il consigliere Dem Piero Ruzzante, anche questo verrà chiuso con gravissimo ritardo, con pesanti conseguenze in termini di programmazione. Si andrà come minimo alla prossima settimana, quella santa, una via crucis, ironizzano i democratici, che peserà sulle spalle dei veneti. Ormai da 4 settimane non si riesce a votare il bilancio perché la maggioranza è in completo sbandamento, il presidente Zaia passa le sue giornate al Vinitaly. Noi continueremo a restare in aula perché il Veneto ha bisogno di un bilancio. Se il bilancio non venisse approvato entro il 30 aprile, la gestione provvisoria porterebbe alla paralisi della Regione, anche della prossima giunta e del prossimo Consiglio. In queste ore, hanno detto Ruzzante e colleghi, senza il PD non si sarebbe nemmeno iniziata la discussione del bilancio per le imbarazzanti assenze nella Lega spaccata in due e nel centrodestra. Ormai il centrodestra non esiste più in Veneto e Zaia è di fatto commissariato, da una parte da Salvini e dall'altra da Tosi. E non viene nemmeno in aula a tentare di dare un po' di regia a quel che rimane del centrodestra. Il PD ha chiesto, con degli emendamenti, di mettere in bilancio 7 milioni di euro per finanziare l'accesso al credito, 2 milioni per le anticipazioni degli ammortizzatori sociali, 5 milioni per l'impiego di persone disoccupate in lavori di pubblica utilità, 6 milioni per la formazione e 10 per il sociale.